Buongiorno, benvenuti alla nostra linea diretta. Parliamo come sempre del nostro bellissimo e amato Veneto, parliamo di una realtà che cambia continuamente. Ne parliamo oggi con Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, che è venuto a farci visita. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, come sempre noi sfruttiamo i nostri ospiti sindaci per parlare del territorio, parlare del Veneto, che è molto variegato, ci sono tantissime situazioni e tantissime differenze qui nella nostra regione. Ne parliamo con i sindaci che in questa emergenza coronavirus, nella quale purtroppo abbiamo ancora un piede ben fermo, hanno visto cambiare il proprio ruolo in modo determinante, sono diventati un collo di bottiglia, lo diciamo sempre, fra le esigenze della popolazione e invece le necessità che arrivavano molto spesso dall'alto per portare avanti l'emergenza. Sindaco, com'è cambiato il suo lavoro? È cambiato, direi, radicalmente. Nella misura in cui io sono stato eletto a giugno del 2019, ho vissuto qualche mese di pace, tra virgolette, per iniziare anche a comprendere un po' le dinamiche, lo stato dell'arte, ecco, del mio comune, il comune di Cadoneghe, che è un comune molto importante, anche complesso, che vede e sente i riflessi di una grande città, che è quella di Padova, senza essere una grande città. E poi abbiamo iniziato a vivere tutti noi nel 2020, proprio da marzo, fine febbraio, primi di marzo, l'incalzare di questa crisi epidemica che speriamo oggi, diciamo, di avere così la finestra e la via di uscita tracciata. Il lavoro è cambiato radicalmente. Io stesso ho messo la casacca della protezione civile e sono sceso in campo con i volontari e le volontarie del mio comune. Devo e colgo anche l'occasione per ringraziarli ancora una volta, perché voglio dire, io ho visto scene veramente così emozionanti. Piano piano chiamavo attraverso i social, perché non si poteva uscire, io ero anche in quarantena a casa, e quindi chiamavo la gente alla raccolta: dateci una mano, scendete in campo, uscite dalle case in totale sicurezza. 10, 20, 30, 40, avevamo quasi 100 volontari fissi per un totale di 300 volontari in un comune di quasi 17.000 abitanti, tutti a consegnare le mascherine. Oggi è una cosa normale, un anno fa non le aveva nessuno a casa, non avevamo nessuno il gel, molte persone erano in difficoltà, gli anziani non, soprattutto le persone più fragili, diversamente abili, erano quelli più in difficoltà. Li abbiamo raggiunti casa per casa, è stata un'esperienza per me unica, io ho ancora i brividi a raccontarla. Fa parte della storia del nostro comune in giro di un anno, come di tanti altri comuni, però come diceva lei è cambiata molto, direi, la responsabilità di sindaci e soprattutto l'attesa da parte dei cittadini. Oggi il sindaco è come il padre di famiglia, è quello che ha la responsabilità diretta delle proprie scelte verso i cittadini. A volte si può dire di sì, alle volte bisogna dire di no, ma vedo che la gente, quando ha il contatto diretto e sei in campo con loro, apprezzano molto, anche quando dici di no. Ecco, abbiamo visto altre situazioni magari un po' diverse dal punto di vista territoriale o del numero di abitanti, in cui il sindaco aveva letteralmente la fila fuori dalla porta di persone che portavano le proprie istanze. È cominciata come un'emergenza sanitaria, è diventata poi un'emergenza economica e sociale, quindi sappiamo che in molti casi le persone chiedono un aiuto. Il Veneto non ha mai chiesto un aiuto economico, perché la volontà è stata sempre quella di andare avanti, ricominciare, ripartire a lavorare. Però qualcuno qualche problema l'ha avuto. Lei ha avuto questa situazione? Sì, ho avuto questa situazione e devo dire che è emersa con tutta forza, veramente, direi la forza del territorio, dell'essere veneti. Cioè ci siamo rimboccati le maniche, siamo scesi in campo, chi poteva portare la pasta, chi poteva portare l'olio. Guardate che oggi sembrano ricordi lontani, ma è solo un anno fa, e io avevo la gente che arrivava in comune e mi portava ciò che poteva, perché in quel momento molti avevano perso il lavoro, soprattutto, diciamola francamente, chi lavorava in nero, chi non aveva un posto fisso e aveva perso immediatamente tutto, e noi abbiamo dato un'immediata risposta. Pensate che alla Caritas
e i diretti diciamo seguiti del comune erano circa 300 persone nei primi mesi del 2020, siamo arrivati nel pieno dell'epidemia a 1000 persone, oggi siamo leggermente scesi, siamo a quasi 700 persone che sono in difficoltà. Uno di due non lavora, entrambi non lavorano, abbiamo dei disabili, degli anziani, le pensioni minime e il Covid ha esacerbato molto queste differenze e noi però siamo intervenuti, abbiamo creato un legame forte con la parrocchia, le parrocchie locali, la Caritas, la Protezione Civile, i cittadini che liberalmente abbiamo avuto anche di cittadini delle aziende che hanno portato anche, hanno fatto dei versamenti al comune e noi li abbiamo destinati ai bisognosi. Per me è stata un'esperienza grandiosa, mi ha fatto crescere molto rapidamente dal punto di vista amministrativo e dall'altro mi ha fatto comprendere che abbiamo dei territori veramente molto molto forti e resilienti, cioè capaci di ripartire con forza e di reagire alle difficoltà e ci sappiamo unire quando veramente c'è bisogno. Su questa frase in particolare avrei una domanda da farle. Possiamo dire che l'emergenza coronavirus ha tirato fuori il peggio in sì. molti casi, perché abbiamo visto delle cose con cui dovremo fare i conti in futuro, però ha tirato fuori anche il meglio dalle persone. La sua comunità si è rinsaldata dopo questa esperienza, secondo lei? Sì, decisamente sì. Io ho conosciuto molte più persone, le persone tra di loro si sono conosciute, la protezione civile locale si è rinvigorita ed è aumentato di numero e io chiamai proprio tra marzo e aprile dell'anno scorso, ci fu un periodo dove si aveva bisogno di donatori di sangue. E io feci delle dirette Facebook dove chiesi ai cittadini di andare alla Fidas locale e di andare presso i donatori di sangue e mettersi a disposizione della comunità e di chi ne avesse bisogno. Beh, proprio in questi giorni sono arrivati i risultati di quella campagna informativa e Cadoneghe è il comune di tutta la provincia di Padova che ha nel 2020 più donatori di sangue. È un numero veramente grandioso e abbiamo circa 3-4 donatori nuovi al mese e tanti mi dicono: sindaco, io ho iniziato a donare perché lei ci aveva chiesto di farlo e persone che io non conosco e poi sono nate tante altre iniziative a livello comunale che hanno rinsaldato e hanno avvicinato le famiglie, perché l'individualismo che purtroppo ci accompagna talvolta nelle società moderne, dove non sappiamo chi abita di là della strada, non li conosciamo. Abbiamo per esempio introdotto un'iniziativa nuova che è il Piedibus, che sono queste iniziative a livello di quartiere dove dei volontari, degli educatori, degli accompagnatori nei punti di ritrovo dei nostri quartieri accompagnano i bambini degli altri. E proprio l'altro ieri abbiamo premiato i bambini e abbiamo chiesto loro se sono stati contenti, se è piaciuto molto. Ma cos'è che è piaciuto? È piaciuto il senso di comunità che è nato, che hanno conosciuto tante mamme, tanti papà, tanti bambini, andavano a scuola divertendosi e questi sono gli effetti positivi di una tragedia immane che è stata quella del Covid dal punto di vista sociale, psicologico, economico e che questo avrà dei riverberi anche nei prossimi anni. Però non tutto, diciamo, è stato negativo, ma ci sono dei riflessi, dei cambiamenti positivi che almeno io vedo. E il concetto stesso che esistano dei cambiamenti, ma poi abbiamo sentito il dono, l'aiuto, la comunità che si rinsalda, vuol dire che Cadoneghe, come dice anche il titolo della nostra trasmissione, guarda al futuro. Cadoneghe non si è mai fermata, il sindaco non si è mai fermato, i cittadini nemmeno. E dove state andando? Qual è la prima cosa di cui ci sarà bisogno una volta finito tutto questo? C'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di sbloccare le opere, c'è bisogno di creare nuove opportunità per il territorio, c'è bisogno di più ambiente, c'è bisogno di più rispetto per la cosa pubblica e di una maggiore giustizia sociale, cioè di una maggiore uguaglianza nelle nostre comunità, dove non ci siano cittadini che sono più cittadini degli altri perché hanno avuto privilegi, ma siamo tutti uguali e dobbiamo avere tutti le stesse opportunità, dobbiamo partire tutti dallo stesso start e poi chi è più bravo naturalmente farà più strada, ma chi, diciamo, rimane indietro non deve rimanere ultimo e solo, ma la comunità assieme anche al comune devono cercare di
di accompagnare, diciamo, chi è nel bisogno, chi è nella malattia, chi è solo, gli anziani, pensiamo anche a tutte queste realtà. Abbiamo introdotto molte iniziative di questo genere proprio in attesa e per ripartire tutti. Certo. Ci parli magari di qualcuna di queste iniziative, Sì, quelle sì, che ritiene più importanti? Beh, abbiamo sbloccato un grande cantiere, una grande area di quasi oltre 90.000 metri quadrati, che per chi è di Cadoneghe e dei comuni limitrofi la conoscerà molto bene, l'area ex Grosoli, dove c'era una grande fabbrica che nella seconda metà del Novecento ha dato lavoro a molti cittadini di Cadoneghe e anche di cittadini contermini. Era ferma dal 97, noi siamo arrivati nel 2019, abbiamo sbloccato, e là nascerà una grande area che peraltro la Commissione europea arriverà a Cadoneghe il 29 e il 30 giugno a vedere questo nostro progetto importante di recupero delle acque reflue, delle prime piogge, della fitodepurazione. Nasceranno grandi spazi verdi, grandi piazze, momenti di aggregazione urbana molto verde. Le acque piovane verranno recuperate per diciamo, irrigare gli spazi urbani. Ci sarà un nuovo quartiere residenziale assolutamente di altissimo livello, insomma un'area pronta ad accogliere e a rivalutare soprattutto le proprietà private, no? Perché per noi è molto importante che la proprietà privata, il lavoro, il commercio, l'artigianato e soprattutto le case dei cittadini non perdano di valore, ma lo mantengano e semmai lo possano accrescere. Questo si fa lavorando sul territorio, tenendolo bello, pulito e soprattutto in ordine e sicuro. E dall'altra parte, proprio in termini di sicurezza, stiamo lavorando per implementare i nuovi sistemi di videosorveglianza all'ingresso del nostro comune. Abbiamo sgomberato un campo Rom che da ben 16 anni risiedeva, cioè era presente sulla nostra comunità, penso all'area di Bragni, di via Frattina. Sono venuti anche a protestare, ho ricevuto minacce, ti taglieremo le dita, ma io non mi sono mai, diciamo, perso di fiducia, ma soprattutto non mi sono mai scoraggiato, e abbiamo sgomberato quel campo e su quel terreno nascerà una fattoria sociale per, diciamo, il contributo anche di privati. Fattoria sociale che andrà ad ospitare tanti bambini che impareranno ad avere dimestichezza con l'ambiente. L'ambiente, anche quello, rientra nei principi e nelle linee, diciamo, guida della nostra amministrazione. Abbiamo in programma di piantumare 500 nuovi alberi, 5 boschi urbani che, unite alla fitodepurazione che accennavo prima e all'introduzione del porta a porta e per aumentare il tasso di riciclo del nostro comune. Pensate che nel comparto etro il nostro comune ho ereditato un comune fanalino di coda per quanto riguarda il tasso di riciclo, con il 74%. Ci sono comuni dove oggi, per esempio, mi trovo, che hanno abbondantemente superato l'80%. Allora, dove andiamo noi come comune? Andiamo verso un comune più uguale, più giusto, più ordinato, più pulito, dove, come dicevo prima, non ci siano cittadini più cittadini degli altri. Parliamo anche di sicurezza, perché è un tema importantissimo in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà, è un'esigenza che le persone, che i cittadini sentono in modo molto forte. Padova, lo sappiamo da sempre, vive in modo un po' drammatico queste situazioni di sicurezza che passano da un periodo di tranquillità a un periodo magari più complicato. Cadoneghe, che vive di riflesso di alcuni problemi di Padova, senza avere le potenzialità di Padova, può trovarsi a volte in difficoltà. Qual è la vostra situazione in questo momento? Parto dall'ultima sua affermazione. Cadoneghe è un grande comune, ma non ha le risorse di Padova, però stiamo subendo gli effetti di una grande città che è appunto Padova, dove i problemi di sicurezza sono un po' sotto gli occhi di tutti. Ecco, il tema più pressante per noi è la sicurezza legata, per esempio, alla permanenza che avevamo prima dei campi Rom di natura abusiva, quindi costruzioni abusive, occupazione di terreni in modo abusivo. Uno l'abbiamo chiuso e nei prossimi giorni firmerò degli espropri per l'ultimo campo Rom, dove di fatto insistono abusi da tanti anni. Non ci possiamo permettere che a loro venga concesso qualcosa che a un cittadino normale non è mai stato concesso e non sarebbe mai concesso.
E poi l'altro tema è quello del contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Arrivano, per chi conosce il territorio, dalla Castagnara, quindi dal ponte di Ponte Vigo d'Arzere, e ne conosciamo le dinamiche. Qualche spacciatore in bicicletta arriva dall'Arcella e arriva a Cadonia per magari spacciare all'interno dei nostri parchi. Ecco, noi stiamo combattendo molto questo fenomeno, che devo dire si è molto ridotto negli ultimi mesi, anche perché abbiamo introdotto i servizi serali della polizia locale, stiamo lavorando molto bene con l'Arma dei Carabinieri, abbiamo una stazione dei Carabinieri che è stata anche rinvigorita ultimamente di nuovi militari, stiamo lavorando con la Guardia di Finanza, trovo grande disponibilità dalla Questura di Padova, dal prefetto, insomma sanno che noi a Cadonia che ci teniamo al controllo del territorio e alla sicurezza, e pensa arriviamo anche ad educare i ragazzi che in bicicletta per strada si gira una bicicletta in ordine, col fanalino davanti e il fanalino dietro, quindi sono tante piccole cose che danno l'idea, scusate, dove va naturalmente il nostro comune. È un comune che, l'abbiamo già detto, guarda al futuro, ma un comune che guarda al futuro non può essere, e non lo è, un comune dormitorio di Padova. Ha una sua dignità, una sua forza, una sua volontà di crescere. Abbiamo visto i dati in crescita anche dal punto di vista demografico. Certo. E che cosa si aspetta lei per i prossimi anni, da qui alla fine del suo primo mandato? Ma io mi aspetto che il comune diventi non solo un comune dove si viva bene, ma un comune dove si possa progredire anche dal punto di vista economico, dove la difesa della proprietà privata e del benessere dei cittadini vada di pari passo con l'espansione economica. Sono molto felice di avere alcune aziende che si stanno dirigendo verso il nostro territorio e porteranno investimenti importanti nei prossimi anni con nuovi posti di lavoro. Io preferisco che avere aziende che arrivino piuttosto che consumare suolo con nuove lottizzazioni. È un po' la mia filosofia, sono molto legato al rispetto dell'ambiente, che andrà e deve andare di pari passo col progresso economico e il progresso sociale, e siamo molto attenti anche all'artigianato, al commercio di prossimità, al recupero di quelle tradizioni, di quelle sagre paesane, quei momenti di confronto che ci sono nei paesi come il nostro, tant'è vero che appunto nell'area Grosoli, alla quale accennavo prima, nella passata amministrazione c'era l'intenzione di fare un centro commerciale. Ecco, io ho sempre detto di essere contrario ai grandi centri commerciali perché sono depressivi per quanto riguarda il commercio e l'artigianato. Immaginate cosa vuol dire un grande complesso commerciale in un territorio come quello di Cadonia, che è di 16-17 mila anime, dove ci sono attività commerciali, dove c'è il calzolaio, il panettiere, quello che vende fiori, il bar, sarebbero massacrati. No, noi dobbiamo lavorare per difendere il nostro commercio locale, perché ricordiamoci che dietro a un'attività commerciale, un'attività artigianale, ci sono delle famiglie, e quelle famiglie prima di chiudere, se il lavoro va male, ci pensano tanto, ma tanto tempo, perché difendono il lavoro, rimangono senza pane pur di difendere il negozio che fa calze, che fa scarpe o che vende fiori, mentre i grandi complessi commerciali, se in 6 mesi vedono il fatturato non va, chiudono il negozio e arrivederci. Quindi ecco, è un po' questo il nostro, e poi speriamo adesso con le nuove normative di poter fare anche degli eventi pubblici all'aperto, insomma piano piano stiamo lavorando anche in questo senso. Piano piano però comunque vuol dire che ci si muove, perché certo, un oggetto inanimato non si muove, il comune di Cadonia che si muove, abbiamo sentito tante belle idee per il futuro, abbiamo sentito tante proposte e comunque una direzione ben precisa, poi condivisibile o meno, certo, quello sono scelte, la politica è fatta anche e soprattutto di questo, di scelte, ognuno le porta avanti e risponde ai propri cittadini. Siamo certi che fra qualche mese, fra qualche anno, il sindaco Marco Schiesaro di Cadonia che tornerà qui a raccontarci come sarà andata, come sarà cambiata, certo, la sua città, e noi come sempre vi raccontiamo il nostro Veneto che cambia, lo raccontiamo attraverso i suoi protagonisti, che in questo caso sono i sindaci che cambiano nel loro modo di lavorare quotidianamente. Ringraziamo Marco Schiesaro per essere venuto a trovarci. Grazie a voi, siete stati gentilissimi e anche per avermi dato la possibilità di raccontare il mio comune, del quale vado profondamente orgoglioso, e anche del lavoro insomma, che stiamo facendo. Grazie di cuore, veramente.
e noi torneremo a raccontarvi i comuni del Veneto. Oggi abbiamo parlato di un comune diverso un po' dal solito, meno piccolo, perché naturalmente ha più abitanti, vive a ridosso di una grande città, però ha le sue peculiarità, ha le sue vicende importanti da portare avanti ogni giorno, e come sempre noi ve le raccontiamo qui a Rete Veneta, qui a Linea Diretta. State con noi.